Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al magistrato la dottoressa, indagata dopo la morte di Eleonora Chinello, la studentessa 14enne, travolta da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre andava a scuola. Ha scelto dunque di rimanere in silenzio senza raccontare al PM la sua versione dei fatti, ma senza conoscere ancora i contenuti delle relazioni tecniche. La mattina del 28 ottobre l'incidente e poi l'esposto di 2 infermiere dell'ULSS 6 della Croce Verde, nel quale si riportava che il medico, arrivato sul posto con il SUEM, avrebbe detto alle 2 soccorritrici di intervenire, mentre la dottoressa si sarebbe tenuta lontano dalla scena dell'incidente e così è stata iscritta nel registro degli indagati per rifiuto di atti d'ufficio e interruzione di servizio di pubblica necessità. Un quadro che per la dottoressa, 62enne, potrebbe anche peggiorare quando sarà noto l'esito dell'autopsia sulla vittima. A cercare di fare chiarezza sull'accaduto ci sono anche le relazioni commissionate dal tribunale a 2 esperti per capire come mai le 2 infermiere siano intervenute da sole, nonostante sul posto ci fosse il medico che lavora per una società che fornisce servizi a strutture sanitarie in Italia, compreso il SUEM 118. Ha fatto tutto quello che poteva, la ragazza poteva essere salvata o le sue condizioni erano già troppo gravi? La risposta arriverà nelle prossime settimane.